Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in un nuovo video. Sto girando due video, uno è questo, un altro è già stato girato prima. Questo video lo sto registrando a venerdì 11 settembre e adesso a mezzanotte e mezza spaccata. Quello di prima l'avevo registrato un po' prima ovviamente. E non so quale di due uscirà prima, comunque sappiate che mi lavo, ok? Mi lavo, solo che per due video di fila ho la stessa maglietta. Allora, Diego Godin è un nuovo giocatore del Cagliari. La prima cosa che mi verrebbe da dire nella mia romanità, nella mia semplicità, è me coglioni. Perché? Viene spontaneo, no? Cioè Godin è quel tipo di giocatore che ti immagini di vedere con la maglia del Cagliari soltanto quando giochi tipo a PES o a FIFA, non di certo nella realtà. Per quello è penso totalmente legittima una reazione della serie me coglioni, in stile Anna Mazzamauro, no? Però cerchiamo di analizzare, provo a darvi quello che è il mio punto di vista, anche se già un po' ve l'ho dato con il video dello spoiler che giravano voci di Godin al Cagliari. Allora, tecnicamente è un colpo, diciamolo, un po' alla cieca, ok? Perché Godin sicuramente viene da un'annata che è stata agrodolce, la sua prima annata all'Inter e la sua prima annata in Italia, perché a livello prestazionale ha deluso. Sicuramente Conte contava di avere un difensore centrale di una certa caratura, di un certo livello, ma che praticamente in tutta la sua carriera ha soltanto giocato con la difesa a 4, quindi ritrovarsi a 30 anni e passa ad aver giocato soltanto con un solo modulo, ritrovarti appunto nell'Inter di Conte in cui giochi con una difesa a 3, sicuramente farai molta più fatica e renderai di meno rispetto a quello che era prima. Per carità, è anche legittimo. Fatto sta che comunque nel finale di stagione un po' a livello di prestazioni diciamo si è risollevato. Però comunque mi lascia un po' quel dubbio, quella nebbiolina di paura che comunque possa non rendere, ok? Per carità, stiamo parlando comunque di Diego Godin, però non lo so, c'ho quella nebbiolina di paura, ecco, poi è uruguagio, quindi per carità. Un'altra cosa che sinceramente mi lascia un po' perplesso e bisognerà approfondire, perché è un argomento molto molto importante, sapendo che comunque c'è una crisi economica abbastanza forte a causa del Covid, l'ingaggio di Diego Godin, perché da quello che ho letto all'incirca più o meno Godin all'Inter percepisce dai 5 milioni e mezzo ai 5,8 netti all'anno. Adesso non so quale sia la cifra precisa, però questo più o meno è il range dello stipendio di Godin all'Inter. Manco ve lo dico, stipendio che il Cagliari non si può minimamente permettere. Io prendo una notizia che è uscita sul sito fcinter1908.it come fonte, perché da quello che c'era scritto su quell'articolo si dice che comunque il Cagliari intenda pagare una cifra annua a Godin che gira attorno ai 4 milioni e mezzo ai 5 netti all'anno, grazie al decreto crescita. Io adesso non so, non me ne intendo di economia, non me ne intendo di legislazione, non so cosa sia bene questo decreto crescita, però la solfa non cambia, ok? 4 milioni e mezzo barra 5 per una squadra come il Cagliari sono veramente troppi. Un conto è se venissero spesi, per come la vedo io, per un Nainggolan, un giocatore che io farei carte false, cioè nel senso qualsiasi cifra lui mi richiedesse io gliela darei, perché è Nainggolan e per Nainggolan si fa di tutto. Però Godin, non lo so, mi lascia un po' quella paura, come ho già detto prima,
di ritrovarmi un qualcosa che poi potrebbe non essere congeniale. Poi può essere che sono tutte cose mie e diventerà tipo il miglior centrale della storia del mondo al Cagliari. Però mi lascia questa sensazione. E anche e soprattutto la questione ingaggio. La questione ingaggio. Io prima ho sentito Calciomercato, c'era Di Marzio che parlava e diceva che Cagliari e Inter comunque stanno trattando anche per trovare una sorta di soluzione per questo problema, perché comunque il Cagliari ha capito che, insomma, poco non pia, poco non pia. E credo che stiano parlando comunque di una soluzione che è stata fatta anche per esempio quest'anno per Nainggolan, ovvero una parte la paga l'Inter e una parte la paga il Cagliari. Poi ovviamente scopriremo soltanto in seguito, forse, quanto pagherà l'Inter e quanto pagherà il Cagliari. Però per noi questa è la soluzione migliore, perché innanzitutto ci permetterebbe di rinforzare la difesa, presumibilmente, e soprattutto di avere, qualora arrivassero tutti e due, in cabina di regia, cioè in cabina di regia, in difesa Fazio e Godin, che, diciamola tutta, non sono gli ultimi stronzi che giocano come difensori centrali. È decisamente un netto, ma non si sa di quanto, salto in avanti rispetto a quello che era stato l'anno scorso. Quindi ecco, sulla carta e ideologicamente, diciamo, l'acquisto mi trova totalmente a favore. Però ho ancora quella paura che ovviamente potrà svanire soltanto guardando il giocatore sul campo. Ovviamente criticare prima è sempre facile e anche un po' disonesto, perché ha poco senso, è facile e poi dire ah, c'avevo ragione. Io voglio rimanere col dubbio perché comunque stiamo parlando di un signor difensore centrale. Però c'ho sta fissa mia che devo comunque vederlo sul campo prima ovviamente di poter dire se è stato o meno un acquisto giusto. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!